L'area intorno al cataio è vincolata su proposta della soprintendenza dal 20 dicembre e lo sarà fino al 20 aprile. Entro il 10 marzo si potranno presentare le osservazioni alla proposta di vincolo, provvedimento che di fatto impedisce la costruzione del centro commerciale della DEDA. Dal 10 marzo una specifica commissione della soprintendenza avrà 40 giorni di tempo per analizzare i ricorsi e le osservazioni e inviarli al Ministero per i beni culturali. Sarà quindi Roma a prendersi la responsabilità se tenere il vincolo, toglierlo o modificarlo. Noi siamo sereni, l'unica cosa stiamo valutando se completare l'iter, perché noi siamo a metà di un iter amministrativo. La proposta di modifiche al piano degli interventi che abbiamo fatto dovrebbero concludersi verosimilmente entro fine febbraio. Stiamo aspettando che il legale ci dica se dobbiamo aspettare oppure se completare l'iter. Se Deda farà ricorso contro il Ministero saremo ancora più sereni, sottolinea Moro, segno che avevamo ragione a organizzarci per limitare i danni e chiedere qualcosa in cambio. Intanto a 2 Carrare il vincolo sui 9 km quadrati sta creando qualche grattacapo ai cittadini che vivono dentro l'area o che vi hanno delle proprietà. Complicato per loro ritinteggiare l'esterno delle case o compiere lavori edili senza avere consultato prima la soprintendenza. Mi hanno chiesto dettagli molto tecnici, cioè cosa devo fare in caso di ampliamento, in caso di cappotto, in caso di ridipingere la facciata esterna della casa. E ho contattato la soprintendenza e insomma stiamo predisponendo anche delle risposte più compiute e argomentate a questi cittadini.